Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo come di consueto dal Record Space di Citafiera e nel nostro appuntamento con la trasmissione Municipium oggi andremo nella nostra meravigliosa località di mare, andremo a Lignano perché speriamo di ripartire. Adesso si dovrebbe almeno ripartire. E abbiamo ospite in studio qui con noi il primo cittadino di Lignano. Buongiorno a Luca Fanotto, buongiorno Luca. Buongiorno a voi. E io andrei subito al sodo. Noi usciamo da un periodo difficilissimo che ha visto una grandissima sofferenza, soprattutto per le località turistiche e Lignano ovviamente non è da meno. Ma Lignano non è stata ferma, l'amministrazione comunale non si è fermata, anzi ha approfittato di questo periodo per fare delle opere pubbliche, degli interventi importanti. Sì, devo dire insomma che noi abbiamo cercato di pensare già al post-Covid per non trovarci impreparati, anzi per ricollocarci sul mercato in termini competitivi. E devo dire che questo è stato colto come messaggio non solo dalla parte pubblica, ma anche dalla parte privata. E infatti sono tanti i cantieri attualmente presenti nell'edilizia a Lignano, ma anche nell'ambito delle strutture ricettive, sia di carattere alberghiero sia di carattere extra alberghiero. Per quanto riguarda la parte pubblica, noi in questo inverno abbiamo cercato di implementare i percorsi ciclabili che possono rappresentare un elemento importante dell'offerta turistica durante questo periodo di pandemia, perché garantiscono, diciamo, la possibilità di fruire delle bellezze naturalistiche, ambientali, paesaggistiche del nostro territorio in completa sicurezza e con il distanziamento che viene ancora richiesto. Oltre a questo abbiamo cercato di intervenire nella riqualificazione di altri spazi urbani come Piazza Orsella, Piazza Gregorutti e anche Via Lagunare, quindi cercando di realizzare degli scorci panoramici che possano rappresentare un motivo ancora in più per venire a Lignano nei prossimi anni. Oltre a questo abbiamo ricevuto un contributo molto importante di 8 milioni di euro da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per la riqualificazione del simbolo di Lignano che è la terrazza mare. E accanto a questo abbiamo completato con quest'anno i lavori di riqualificazione del lungomare di Sabbiadoro e partiranno prossimamente anche i lavori di riqualificazione dell'arenile, in particolare degli uffici spiaggia. Quindi veramente una Lignano rinnovata, credibile, che vuole garantire sicurezza sanitaria ma anche qualità dei propri servizi e della propria offerta. Ecco, e questo è molto importante. Quindi, collegandomi anche al discorso turistico, quindi tutta la fascia degli alberghi, il discorso proprio anche dei lavoratori, perché a questo punto riavviando una macchina che si era un attimino bloccata, adesso sicuramente dovrete organizzarvi anche da questo punto di vista. Vi siete un attimino mossi? State già facendo delle cose? Certo, diciamo che allora Lignano, già l'anno scorso ha dovuto velocemente imparare tante cose e mi riferisco soprattutto alle categorie economiche che hanno ottenuto i protocolli igienico-sanitari da parte della conferenza Stato-Regioni già praticamente a stagione avviata e quindi hanno saputo, diciamo, dare grandi capacità, grandi professionalità lanciando il cuore al di là dell'ostacolo per riorganizzare molto velocemente le proprie aziende e credendo anche nel futuro con ottimismo, garantendo una ricaduta occupazionale importante. E voglio ricordare che gli operatori l'anno scorso sono partiti con praticamente zero prenotazioni perché erano arrivate solo le cancellazioni durante i mesi della pandemia, anzi prima della pandemia si prospettava una stagione veramente di altissimo livello, purtroppo la pandemia ha bloccato le prenotazioni e poi successivamente sono arrivate anche le cancellazioni. E devo dire che tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extraalberghiere, ma anche le altre attività produttive del nostro territorio, mi riferisco ai pubblici esercizi, cioè ristoranti, negozi, bar, hanno tutti quanti aperto con un'incertezza
veramente di grande peso specifico sull'andamento della stagione, ma quando hanno aperto, come si sa, quando apre un'impresa ha solo dei costi da sostenere, compresi quelli del personale, ma l'hanno fatto per senso di responsabilità nei confronti dei tanti lavoratori che contavano di avere il posto per la stagione e di effettuare la stagione turistica. E noi abbiamo cercato come amministrazione comunale, lo stiamo facendo anche quest'anno, di sostenere le famiglie dei nostri residenti, nuclei in difficoltà attraverso l'erogazione di buoni spesa. L'amministrazione comunale ha stanziato vari fondi in diversi tranche proprio per cercare di sostenere le difficoltà economiche delle famiglie nel momento in cui le stesse non hanno ancora garantito un posto di lavoro del proprio nucleo. Quindi diciamo abbiamo coadiuvato le imprese nel cercare proprio di garantire queste ricadute occupazionali della nostra località. E poi le cose sono andate bene perché devo dire l'alta qualità dei servizi e soprattutto la sicurezza sanitaria, che è stato un punto fondamentale dell'offerta turistica della stagione 2020 e lo sarà anche della stagione 2021, ha premiato Lignano perché le persone poi sono arrivate, magari erano soprattutto persone provenienti dall'interno, dalla nostra regione o dall'Italia, ma anche dall'estero, e c'è tanta volontà soprattutto da Austria e Germania di venire a passare la loro vacanza a Lignano per questa stagione, e noi li aspetteremo ovviamente a braccia aperte. Ecco, e quindi anche quest'anno le imprese stanno facendo questo grande lavoro e hanno già aperto le loro strutture o lo stanno per aprire, garantendo quindi queste ricadute occupazionali di cui dicevo. Quindi diciamo che voi siete pronti, preparati e che avete già, delle conferme anche dall'estero, quindi a differenza dell'anno scorso state iniziando a vedere un movimento più importante, perché questo è molto importante da sottolineare, Sì, che sì. si vede un po' di luce nel Assolutamente buio no, ma vissuto fino io adesso. sono, diciamo, fondamentalmente ottimista, perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo 2 elementi, nuovi. Il primo è il bagaglio di conoscenze, che abbiamo costruito l'anno scorso, nella gestione di una stagione veramente molto difficile e caratterizzata da profonda incertezza. Eppure ce l'abbiamo fatta. E quest'anno dovrebbe essere già questo un punto, che rappresenta un vantaggio competitivo, no, rispetto alla stagione dell'anno scorso. Dall'altro lato abbiamo anche la campagna di vaccinazione che è partita in tutto il mondo, quindi, e che sta portando anche in Italia dei buoni risultati, perché si è ridotta in maniera drastica la curva epidemica e anzi si sono svuotate le terapie intensive, e questo fa ben sperare per poter riuscire a condurre una vacanza di qualità in serenità, insomma, e quindi anche permettere l'arrivo dei turisti stranieri. Si stanno chiarendo anche le regole legate al passaporto vaccinale, che dovrebbe essere rilasciato anzi su sistemi elettronici, no, quindi senza il cartaceo, e spero che anche questo possa essere definito quanto prima per garantire nuove certezze nei confronti che vogliono circolare perlomeno all'interno dell'Unione Europea, ma spero anche da stati esteri extra UE. Quindi noi siamo preparati, siamo pronti, siamo aperti ad accogliere tutti coloro che vorranno venire a vivere un'esperienza all'interno del nostro territorio, e quindi a beneficiare dei servizi che abbiamo predisposto e delle opportunità che possono rappresentare appunto un momento anche di arricchimento personale. Quindi abbiamo parlato del discorso degli alberghi, molto importanti, già pronti ad ospitare enogastronomia, perché Lignano è ricca anche di questo, di locali, di posti, di tradizioni da questo punto di vista. E adesso parliamo un po' di quelli che saranno gli eventi. Gli eventi, diciamo, a Lignano sono stati programmati all'interno di un palinsesto che ha eletto l'Arena Alpe Adria, diciamo, la location principale della nostra località per questo tipo di attività, perché purtroppo i grandi eventi che eravamo abituati, insomma, ad organizzare sul nostro territorio, e mi riferisco ai concerti sulla spiaggia o sullo stadio, sono ancora fortemente limitati a causa, no, dell'assembramento che necessariamente dico l'evento porta con sé. E quindi abbiamo cercato di organizzare invece un luogo sicuro che possa permettere il distanziamento e osservare anche le regole che sono imposte dai protocolli igienico-sanitari. E quindi l'Arena Alpeadria, che ha una capienza di circa 3.500 posti a sedere, può benissimo rappresentare la location diciamo più ottimale
per l'organizzazione di alcuni eventi, che sono eventi sia di carattere concertistico e quindi di intrattenimento in senso lato, ma anche eventi di carattere culturale. Noi pensiamo infatti di organizzare il premio Hemingway, l'edizione di quest'anno, proprio all'interno dell'Arena Alpe Adria, se il tempo lo consentirà, altrimenti dovremo ripiegare per il Cinema City, che è una struttura al chiuso. Però l'Arena Alpe Adria è una struttura aperta, è una struttura con una grande capienza, che quindi ben può contenere i 1000 posti a sedere che sono oggi lo standard, no, rappresentato per l'organizzazione di un evento come massimo di capienza, e abbiamo insomma cercato anche di carpire insomma dico gli artisti più importanti del panorama italiano, ma anche internazionale, per poter permettere ai loro manager di stabilire una data del tour di queste persone all'interno della nostra località. E quindi adesso insomma il palinsesto è quasi ultimato e può rappresentare anche questo un momento per vivere un'esperienza all'interno del nostro territorio da parte di persone che sono già presenti per trascorrere la loro vacanza a Lignano, ma anche un momento per richiamare pubblico proveniente dall'esterno, che magari viene esclusivamente per vedere il concerto, ma poi usufruisce dei servizi, degli alberghi, delle strutture del nostro territorio. E questo è molto importante sicuramente anche per dare quella spinta in più, quindi al turismo, quello che viene da fuori, ma anche a quello che viene dalla regione stessa, perché se Lignano vive, attiva e ricca di eventi, comunque chiunque può approfittare, di usufruire di queste belle iniziative. Noi ringraziamo il primo cittadino di Lignano, Luca Fanotto, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Vi invitiamo quindi a breve ad andare a Lignano, perché come avete potuto sentire dalle parole del primo cittadino è pronta, è già preparata e scalpita per potersi riprendere tutto quello che ha dovuto perdere, lo scotto che ha dovuto pagare. Quindi vi aspettiamo a Lignano e un saluto a tutti i nostri ascoltatori della Web TV Esplora e Ama, e vi auguro un buon proseguimento e alla prossima trasmissione Municipio. Grazie.